Firmato oggi l'accordo fra Veneto Agricoltura e il Golf Club Cansiglio. Paolo Pizzolato, commissario straordinario di Veneto Agricoltura, ha espresso la sua soddisfazione per un'intesa che durerà 24 anni e permetterà di migliorare le strutture sportive del campo di gara. Rinnovare oggi la convenzione con il Golf Club vuol dire dare un significato importantissimo a questa piana, un Golf Club che è il secondo a livello di storicità nel Veneto, ma soprattutto che cerca di portare a livello di recettività un qualcosa di turistico di nuovo nella piana del Cansiglio. Il Golf Club ha 54 anni portati molto bene, ma la struttura ha bisogno di uno svecchiamento, dalla clubhouse agli impianti di gioco. Dobbiamo fare dei lavori di riqualificazione della clubhouse, metterla a norma, clubhouse che rimane chiusa per 6 mesi, nei mesi invernali, ma che vorremmo anche in qualche modo adattare per l'utilizzo per l'attività del fondo. Quindi pensiamo anche a questo, quindi non soltanto golf, e questo lo facciamo nei 6 mesi estivi, ma anche ovviamente fondo negli restanti 6 mesi. Sarà anche necessario mettere mano alle recinzioni e ad un nuovo sistema di irrigazione, tutto nel rispetto dell'ambiente. L'erba del green, lo ricordiamo, è assolutamente naturale, non è artificiale né è stata seminata. Per ciò che riguarda il sovrannumero di cervi, ha concluso Francesco Palma, chiediamo che venga attuato il piano di abbattimento previsto dalla commissione tecnica.